2 alberghi, un complesso immobiliare, un'impresa edile ed automezzi tra i beni mobili e immobili per un valore complessivo di 20 milioni di euro sequestrati questa mattina dai carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Crotone a Isola Caporizzuto. Si tratta di beni che erano già stati sequestrati dai carabinieri il 21 aprile scorso nell'ambito dell'operazione denominata Kilby, che portò all'arresto di 16 persone ritenute affiliate alla Cosca Arena di Isola. Successivamente, accogliendo l'istanza dei difensori e degli indagati, una parte di quei beni fu dissequestrata e furono restituiti all'imprenditore Domenico Tolone e una parte a Nicola e Paolo Lentini, a Francesco e Tommaso Gentile. Contro la decisione del GIP Reillo, tuttavia, il pubblico ministero Sandro Dolci ha proposto ricorso al Tribunale del Riesame di Catanzaro, che ha accolto in toto la sua richiesta disponendo di nuovo il sequestro. I giudici del riesame, in sostanza, hanno confermato quanto emerso dalle indagini, ritenendo provata la sproporzione tra i redditi e le ricchezze degli indagati, nonché in alcuni casi la fittizia intestazione a terzi o la provenienza illecita dei beni originariamente sequestrati.